Ancora 4 anni, questa volta sul doppio chilometro, sono in 11 dopo il ritiro di Daisy Griff, lo schieramento. 1 Dr. Frank's Very Nice, 2 Diamond Horse, 3 Diablo, 4 D'Antoni Jet, 5 Dolwo, 6 Domino, in seconda linea 7 Dionisio Mar, 8 Drink Sea, 9 Dubai Sea Pax, 11 Detto Fatto Laumar, 12 Daddy Buio. Macchina intanto che accelera e stacca in questo momento dall'esterno la velocità di Don Tony Jet e di Dolwo. Dolwo però si getta di galoppo a metà della piegata e così Don Tony Jet, numero 5, Dolwo squalificato, si ritrova così in vantaggio nei confronti di Diamond Horse, che è in seconda posizione precedendo Diablo. Per corsie esterne invece vediamo il numero 9 Dubai Pax, che cerca di farsi luce. C'è stata invece, pensiamo, la squalifica di Dionisio Marche, che non vediamo in corsa. Intanto continua a guidare Don Tony Jet e completa i primi 600 metri in 47. In seconda posizione si mantiene Diamond Horse, mentre Diablo è più indietro. Tanto lungo la corda guadagna una posizione Dr. Frank's Very Nice, cavalli che hanno completato gli 800 metri, cronometro che continua a non funzionare. E il primo chilometro di gara se ne va nell'ordine dell'1:19:2. Prendetelo chiaramente in modo ufficioso. All'esterno invece muove a questo punto Diablo, che si trascina il numero 11 Detto Fatto Laumar, all'esterno anche Daddy Buio. Numero 6 Domi Most all'interno invece squalificato, rimangono invariate. E continua a fare la corsa di testa Donny Jet. Diablo prova ora ad avvicinarlo. Cavalli a 500 dalla conclusione, con in vantaggio Don Tony Jet. Diablo che si impegna all'esterno, ma prende vantaggio 3-4 lunghezze di margine a metà dell'ultima curva. Il leader e favorito Don Tony Jet, che entra in addirittura d'arrivo, raddoppiando addirittura numero il margine. 9 Dubai Pax squalifica per Dubai Pax. Intanto si stacca ancora di più Don Tony Jet, che viene a vincere davvero in modo facile. Il secondo posto è per un Diablo che corre comunque in progresso davanti a Dr. Frank Very Nice, che coglie la terza moneta più indietro. Io ho 2:33,5 circa sul doppio chilometro, la prestazione quindi intorno al 1:17 scarso, 16:8 più o meno. Per il vincitore Don Tony Jack, con D'Antoni in sediolo, che conferma la sua buona vena, era il favorito della corsa, non tradisce le aspettative e viene a vincere per conto di Piero De Muro e del signor Alberto De Muro.